Io penso che i bimbi siano non discriminati, cosa c'entra? Cosa c'entra? Io non, vedere mamma che arriva, due mamme che arrivano con i bambini, a me fa piacere, incredibile, insomma, vedere, vengono nel mio ufficio e firmo volentieri. Il sindaco di Padova ha incontrato in queste ore il prefetto Raffaele Grassi, che nei giorni scorsi lo aveva convocato sul tema delle registrazioni anagrafiche dei figli nati da coppie omogenitoriali. Il prefetto nei giorni scorsi infatti aveva inviato a tutti i sindaci della provincia una circolare per invitarli a rispettare la sentenza della Cassazione che blocca i riconoscimenti anagrafici per i figli delle coppie arcobaleno nati con procreazione assistita. Dal 2017, anno in cui si è insediata l'amministrazione di centrosinistra guidata da Sergio Giordani, sono stati 32 i bimbi figli con doppia madre registrati all'anagrafe. Mi incontrerò con il prefetto assieme all'assessore Francesca Beggiolini, la dirigente. Io penso di fare il mio dovere, cioè sto firmando il certificato di nascita vengono due mamme con i bambini, per cui trovo ancora naturale. Mi sono sentito ieri anche col sindaco di Bologna, un po' tutti vediamo, non capisco il problema, francamente, ma penso che anche il prefetto condivida la mia idea, non c'è problema. La prefettura sta monitorando se in provincia e in qualche altro comune ci siano altri casi. Dopo Milano, Padova sta aprendo un gran dibattito, tanto che sono previsti nuovi sit-in in piazza davanti al comune. Giordani resta convinto delle sue posizioni, le battaglie ideologiche non devono mettere a rischio i diritti dei bambini. Io voglio essere nella legalità. Noi quando facciamo questa cosa mandiamo tutto alla prefettura e alla procura, per cui non sono mai detto niente, per cui mi sembra di essere perfettamente in linea.